Allora, come ve la cavate voi con i migranti? Brugnaro. Penso che sia un tema davvero importante e non si può banalizzare pensando che ci sono i buoni e i cattivi in Italia. Ci sono necessità sicuramente di fare una politica dell'integrazione, però dobbiamo fare anche una politica dei diritti e dei doveri. Dobbiamo trovare, ha ragione Donzelli, dobbiamo trovare degli accordi coi paesi del Nord Africa, perché in cambio di investimenti nostri sulla formazione dei lavoratori lì possa poi esserci una reciprocità nel caso in cui noi facciamo investimenti per fare scuole di formazione e loro si riprendono le persone che vengono qui e non si comportano bene e li facciamo arrivare tramite i consolati con i biglietti aerei. Mi pare che su questo Giorgia Meloni abbia le idee molto chiare e ha ragione Donzelli ancora una volta a non dividere gli italiani tra buoni e cattivi. È un problema assolutamente epocale, è giusto che l'Europa in qualche modo ci aiuti, ma mi sembra che il governo vada nella giusta direzione. Francamente le polemiche strumentali, pretestuose, noi le rigettiamo. Siamo a disposizione per l'integrazione. Ovviamente queste persone devono andare a lavorare, ma se delinquono devono andare a casa loro, questo è sicuro. È la stessa cosa che facciamo anche noi, cioè noi rispettiamo la legge e pensiamo che il bambino abbia assolutamente la centralità del nostro interesse. Succede questo, lo dico per chiarimento, la legge dice che sulle coppie che portano certificati di nascita dall'estero, se sono due donne possono essere registrate se nell'atto di nascita sono trascritte come due madri biologiche. E questo lo dice il certificato che viene vidimato dai nostri consolati, perché sarebbe una violazione non farlo. Diverso invece sono per le coppie di uomini, dove si presume che non possono essere entrambi madri, di conseguenza c'è probabilmente una violazione e di conseguenza noi registriamo il padre biologico, che nell'atto di nascita normalmente viene trascritto, e non possiamo registrare l'altro convivente per legge. Noi applichiamo la legge semplicemente, auspichiamo anche noi che venga fatto un chiarimento legislativo. Io vorrei aggiungere che nel momento in cui facciamo i chiarimenti devono essere fatti non soltanto per le coppie omosessuali, ma anche per tutte quante quelle che sono le norme sugli affidi e sulle adozioni, che è una legge molto vecchia e che riguarda tutte le coppie eterosessuali, per cui credo che ghettizzare il tema soltanto sulle coppie omosessuali sia sbagliato. Dobbiamo centrare sui bambini. Allora noi dobbiamo fare una legge sul futuro e sulla difesa dei bambini, che devono avere pari diritti e dignità. Poi sul tema dell'utero in affitto, personalmente ovviamente la ritengo una pratica per nulla condivisibile, secondo me dovrebbe essere vietata a livello mondiale. Di fatto così non è, ci sono attualmente anche in Italia girano, pur essendo in violazione palese delle norme italiane, girano registri dove uno può scegliersi i bambini da fare. Questo discorso però va affrontato con molta cautela, con molta attenzione e con molta pacatezza. Non dobbiamo impedire a nessuno di poter esercitare i propri diritti e le proprie libertà, ma dobbiamo parlarci insieme senza che qualcuno si voglia mettere la patente addosso del più buono di tutti. Allora, ragioniamone abbassando i toni, forse assieme possiamo trovare la soluzione. Non so se ho capito bene. Lei ha detto che voi registrate quando vengono dall'estero due madri biologiche. Sì. E non sono troppe per un bambino solo, due madri biologiche? No. La madre biologica è una. Sì, perché può succedere che una può aver donato l'ovulo e l'altra può aver partorito. La gestazione. Noi non abbiamo la contezza. Se sul certificato di nascita è registrato che sono due madri, noi registriamo due madri, ma è la legge che lo dice e ci obbliga. Certo. Noi non abbiamo fatto nessuna scelta ideologica, noi applichiamo le leggi sempre e comunque. Bene. Allora, voi volete l'utero in affitto? Brugnaro, un telegramma per favore, perché siamo molto in ritardo. Prego. Mi chiedo scusa, ma vorrei che il tema del bambino fosse affrontato davvero a 360 gradi. Tutti i bambini, anche quelli adottati e in adozione e in affido alle coppie eterosessuali. Il tema del bambino, oggi non c'è nessuno nel limbo, vogliamo risolvere i problemi, dobbiamo bisogno della legge, però tutte le leggi, anche l'affido va rivisto. Pensate che una persona che ha in affido un bambino non può adottarlo per una legge vecchia che c'è. Allora dobbiamo essere tutelanti del bambino. Ecco perché io dico dobbiamo applicare rigorosamente le leggi e fare appunto chiarezza. Qua avete ragione tutti in studio, ma facciamo una cosa che sia dignitosa per tutti, dicendo quello che si può fare, quello che non si deve fare, per dare una chiarezza di cose. Questo deve essere il messaggio che passa da questa trasmissione.